No, I'm not a writer. Ok, allora si sta avvicinando un temporalone importante, quindi io direi di prendiamoci avanti. Poi mi ero messo gli antifurti, la GoPro è piena, non posso neanche il tempo di scaricarla. Io volevo mettermi una zona un po' più coperta, non ho idea, chiudi qua, di cosa non c'è. Fuori che sta venendo su, c'erano le palme piegate, sì, guarda che roba, quasi quasi mi metterei più al riparo, io direi, no? Che fare, cosa non fare. Allora sì, io direi in ogni caso spostarsi, perché l'acqua lì mi sta facendo la pozzanghera. Io forse lo ruoto un po' lì, quindi giusto andare un po' più avanti e vedere di trovare un posto più riparato adesso. Beh, il ciclista là se la passa peggio, su questo non abbiamo dubbi. Porca troia, simpatico risveglio, minchia come tira il vento. Comunque no, la mia intenzione è andare in mezzo agli alberghi, quelle cose lì, in un posto riparato per il vento, tanto giusto per stare tranquilli, insomma. Dopo vediamo il meteo com'è, quando partire. Tanto io mi riposo, mangio, sì cazzo, ho dormito, sono tipo le 5 del pomeriggio, ho dormito fino adesso, oh, ci voleva. La faccia e l'acquaplaning, tutto allagato qua, porca. Si è calmato, dai, adesso guarda, sono in riva a questa specie di super pista ciclabile, guarda che è enorme, cazzo. E peccato, era bello fare il bagno qui, vedevo l'acqua che era proprio celeste, adesso col grigiume è già un po' più dura, però vabbè dai, adesso vediamo cosa fare. Certo che io qua col camper mi sento un re, ma guarda sto qua che razza del barcone che là, guarda che roba da skate. E poi ce n'è un'altra fin qua, aspetta, gira la ruota, girala. Si staranno cagando addosso anche loro questo tempo là, le bevo. Guarda che razza del barcone da skate. Però mi piace di più quello grigio qua, fa un po' più a combattimento, vedi? Sembra più una nave militare. Guarda che razza di... è una casa vera e propria, incredibile. Pazzesco. Incredibile. Buongiorno la France, andiamo a prendere l'acqua, va? Ecco, a me verrebbe da prendermi anche tipo un souvenir, tanto il camper l'ho chiuso anche bene. Maledetta globalizzazione, c'è tutta la roba che c'è da noi, c'è come tipi di accessori eccetera. Devo prendere un ombrello. E poi c'era sta cassiera, nota francesina, bellina, tutta truccatina, con sti pelazzi in i bracci. È che non potevo dirle aspetta che ti filmo i pelazzi sui bracci. No, non si fa. L'albergone di ieri sera, guarda che roba, è immenso, è una città, guarda, va avanti fin là, o sono più alberghi fatti uguali, porca miseria. Allora, un po' di informazioni culturali sulla zona Nizza. Sì, vabbè, Yuri, ma non sta inquadrati questi panorami un po' così, un po'. No, allora, la gente è molto brava a guidare, no? Quello devo dire, vanno tutti a una velocità tranquilla, sono bravi rispetto alle precedenze, niente da dire. In moto e scooter dei pazzi furiosi, una roba mai vista in vita mia, sta roba qua, porca troia. Traffico qua, che non volevo, va che bello, non volevo fare la strada che mi proponeva Google Maps in mezzo alle montagne, là qua pioggia, volevo vedermi il mare, scusa, che cazzo, cioè, mica ho fretta di arrivare, anzi è già questa la mia vacanza. Quindi, spazio culturale, allora, i semafori, stai molto attento che l'arancione non dura niente. Se dovessero esserci semafori con le telecamere io ne ho già presi 2, perché anche senza volerlo proprio ti passi col rosso, cioè col camper, con la macchina, moli via 2 inchiodate o moli via una sgomatata e vai via. Benzina costa come da noi, tale e quale, forse un pochino di più, ma proprio un poco niente di più. Guarda, qua era dove mi ero messo a cosare, a dormire, in parte a sto coso dei quad che li hanno anche ritirati, no, dei quad, delle moto d'acqua che le hanno anche ritirate su. E poi sì, è vero, confermo, la sirena della polizia sembra un omosessuale. Vedi, qua ha dormito lo Yuri. C'era un po' casino le macchine che passavano, sì, però cioè,
al tramonto, è stato veramente bellissimo. D'altronde è come, cioè non è un punto di arrivo, ma è una sosta per riposarti, no? Cioè vuoi mettere, svegliarti e trovare sta roba qua. Qui secondo me la gente, i francesi, sono molto gentili, devo dire. Sì, al contrario di quello che avevo sentito, però preciso e ripreciso a Nizza, magari più avanti verso Marsiglia dove sto andando, non lo so. A parte che hanno vinto anche là la partita di pallone, c'erano anche là le euforie ancora, vuoi che sia stato solo ieri. Danno molta importanza alla bicicletta qui in Francia, probabilmente anche per un discorso di traffico nelle grandi città, perché vedi abbiamo, anche se magari non si può capire bene, ma in una strada normale così abbiamo sia a destra che a sinistra la pista ciclabile, hai capito? O perlomeno delle linee che delimitano, ecco qua vedi il simboletto della bici, che delimitano la pista ciclabile. Purtroppo qui in Francia sì, hanno tante rotonde, però hanno anche tantissimi semafori. E turn right niente, perché qua c'è l'altezza 2,5 metri, porca di quella troia, io li odio le altezze 2,5 metri, ma fatelo più fondo, fate 3,5 metri, così ci passa un po' di camioncini, un po' di... ma vabbè, ammati, ma non si può, dai, ma sì dai, si può fare anche la strada che costeggia e passiamo a Cannes, vedi, perché io devo fare questa. Allora noi andiamo dritti, siamo alla D6107, arriviamo alle canne dove si fanno i cannoni e dopo vediamo cosa fare. Porca è la sua troia. E sopra qui abbiamo tipo un castello con dietro le barche dei poveri. Siamo a Juan-les-Pins. Buono Juan-les-Pins. E un po' di nature, boscaglie, strada per la Dalmazia era, mi pare. Non ci metterei la mano sul fuoco. Naturale della Valmasque, bello Cassen, belle. Credo, ma non ne sono sicuro, di essere in autostrada. Non so neanche dove pagarla, più che altro io l'autostrada. C'è una pendenza del 6% e sta andando avanti da solo il camper praticamente. Sì, credo di essere in autostrada, ma che posti, che bello, con le palme, tutto quanto, è tutto palmoso. Siamo a Mandelieu-la-Napoule, forse hanno provato a fare un'imitazione della Napoli, può essere, si chiama così. Guarda ragazzo, io è da mesi e mesi che dicevo non vedo l'ora di farmi una bella dormita e oggi ho dormito tipo quasi fino alle 5. So che nonostante ciò adesso sono stanchino, con leggero mal di testa perché ho dormito troppo, casomai dopo mi prendo una moment. E non è proprio distante il parco nazionale delle Calanque dove bisogna andare, no? O Calanque o come si dice. Solo che io proprio sono stanchino e quindi giustamente, cioè, puoi non fare la sosta a Saint-Tropez, bisogna andare a Saint-Tropez, il mondo si tinge di tè, io il tè limone ce l'ho e via.